Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Catania, donna arrestata per tentato omicidio, ha accoltellato la vicina di casa al culmine di una lite, arrestato anche il marito per violenza privata aggravata dai futili motivi e dal metodo mafioso. Caso di West Nile a Catania, rimane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro l'uomo di 74 anni originario di Caserta, l'infettivologo, virus quasi sempre benigno, grave l'1% dei casi. Palermo, 2 nuovi casi di violenza in città, il bilancio è di un operaio grave in ospedale e di un turista aggredito in via Amacheda, si cerca una terza persona. Messina, non riesco a dimenticare quei militari ebrei ragazzini, l'attivista Antonio Mazzeo, rientrato in Sicilia dopo il sequestro israeliano dell'imbarcazione con aiuti per Gaza, è stato ricevuto dal sindaco Basile. Manlio Messina lascia Fratelli d'Italia, poco chiare le motivazioni, il fedelissimo Menogliano sui social, non c'è un colpevole o un preciso episodio. Esodo d'agosto, primo weekend del mese con le temperature in risalita, domani bollino nero per il traffico. Calcio, attesa per l'amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City, sul mercato rosanero al lavoro per Klinsmann del Cesena. Serie C, il Catania ufficializza 2 colpi, diventano rossazzurri Martic e Corbari. Bentrovati, la cronaca ci porta a Catania, dove una donna ha accoltellato la vicina di casa davanti alle proprie figlie minorenni al culmine di una lite condominiale, urlandole contro "ti ammazzo". È l'accusa contestata a una 34enne che è stata arrestata dalla polizia a Catania per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. L'aggressione è stata ripresa in video e audio da una telecamera di sorveglianza. Stiamo vedendo le immagini. La donna, secondo la ricostruzione della procura, avrebbe inferto alla vittima più colpi in rapida successione. Le indagini sono state avviate il 20 luglio scorso dopo l'arrivo al pronto soccorso all'ospedale Garibaldi della vittima, con ferite alla spalla sinistra, all'avambraccio destro e al collo. Dall'inchiesta della procura è emerso anche che poco prima del tentato omicidio il marito della 34enne, appartenente al gruppo mafioso Cappello Caratelli, per una banale lite condominiale avrebbe aggredito verbalmente la vittima, minacciandola, giovane, di gravi ritorsioni per costringerla a trasferirsi di casa. Anche l'uomo, 36 anni, è stato arrestato dalla polizia per violenza privata aggravata ai futili motivi e dal metodo mafioso. Un grave incidente si è verificato ieri sera lungo la strada statale 417, la famosa Catania-Gela. A scontrarsi sono stati 5 mezzi, 3 auto e 2 camion, e 2 sono le vittime. Si tratta di padre e figlia, i nomi sono Giuseppe Ruscica e la sua figlia. Sono 6 anche i feriti e tra loro c'è un bambino. E adesso parliamo dell'infezione West Nile, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania, il paziente colpito dal virus del Nilo. L'infettivologo Jacobello dice grave solo l'1% dei casi. Lorena Dolci. E ancora in gravi condizioni il 74enne originario di Caserta che, mentre si trovava in vacanza a Catania, ha accusato i sintomi del virus West Nile. L'uomo, malato oncologico, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro. È il primo caso di West Nile in Sicilia sull'uomo. Il paziente si era presentato al pronto soccorso accusando la vista sdoppiata, uno dei sintomi tipici, e febbre oltre 41 gradi. I medici hanno così accertato che si trattava proprio di West Nile. Con questo salgono a 89 i casi del virus segnalati in varie regioni, 9 i decessi, quasi tutti tra pazienti fragili. Numeri, assicurano gli esperti, al momento sotto controllo. Insomma, non si può certo parlare di epidemia, anche perché l'infezione non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso le punture delle zanzare. La malattia si manifesta con una sintomatologia nella maggior parte delle volte benigna, simile influenzale, con manifestazioni artralgiche e a volte anche rasci cutanei. Nei casi più gravi, che attengono per la verità a soggetti immunocompromessi con patologie oncologiche, oncoematologiche o sottoposti a terapie immunosoppressive, la malattia può diventare particolarmente severa,
con un coinvolgimento principale del sistema nervoso centrale. Ciò avviene soltanto nell'1% dei casi. Ad oggi non sono disponibili vaccini o terapie preventive, per questo l'importante è proteggersi con zanzariere repellenti, evitando di stare vicino a zone infestate. Si ripetono gli episodi di violenza nel centro storico di Palermo, due i nuovi avvenuti, uno alla UCD e l'altro nel Sottobuono di via Macheda. Sentiamo Maglio Viola. Ancora violenza a Palermo. Due diversi episodi sono avvenuti in diverse aree del centro storico della città. Il bilancio finale è di un uomo grave in ospedale, un turista refertato ma non grave e due extracomunitari in stato di fermo mentre si cerca una terza persona. L'episodio peggiore è il ferimento di un operaio, prima pestato, poi spinto giù per la tromba dell'ascensore. È successo in via Coltellieri, nel quartiere della Vucciria, dove l'operaio stava smontando un ponteggio precedentemente usato per smontare le antenne televisive dello stabile. Proprio per questa operazione è nata una discussione con alcuni condomini. Dalle parole si è passati ai fatti e poi la situazione è degenerata, sono volati calci e pugni, alla fine qualcuno ha spinto l'operaio che è precipitato nel vano ascensore che era aperto. Il malcapitato, un 51enne, è in prognosi riservata all'ospedale civico dove gli hanno riscontrato una emorragia cerebrale. In strada, nei pressi di via Macheda, a scopo di rapina, invece il secondo episodio. Un turista tedesco è stato accerchiato mentre stava rientrando in albergo e aggredito da due tunisini e un marocchino che volevano rubargli il borsello. L'uomo ha resistito ed è stato picchiato, il tutto solo per 13 euro. Il malcapitato è stato soccorso dal 118 e refertato in ospedale, le sue condizioni comunque non sono gravi. I carabinieri hanno bloccato poco dopo due giovani di 20 e 21 anni mentre si cerca il terzo complice. Recuperato anche il borsello con il magro bottino. C'è stata una grande operazione antimafia ad Agrigento, 14 persone arrestate, sono stati trovati anche armi quali Kalashnikov, droga e 40.000 euro in contanti. Si tratta del seguito della maxi inchiesta sull'asse Villa Seta, Porto Empedocle. Davide Sardo. Un duro colpo alle famiglie mafiose di Agrigento. I carabinieri hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Palermo. 13 dei destinatari erano già detenuti, arrestati nel blitz lo scorso 10 luglio. Le misure rientrano nella maxi inchiesta sulle cosche di Villa Seta e Porto Empedocle, già sfociate in 3 operazioni tra dicembre e luglio. Droga, metodo mafioso, attentati incendiari e intimidazioni a colpi d'arma da fuoco. Nel mirino case, un panificio e una frutteria. Ai vertici dei due clan, secondo gli inquirenti, gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia e gli agrigentini Pietro Capraro e Gaetano Licata. A loro è contestata anche l'aggravante di essere promotori e capi dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un Kalashnikov con 2 caricatori, 16 panetti di hashish, un giubbotto antiproiettile, 2 caschi e oltre 40.000 euro in contanti ritenuti ingiustificati. Secondo gli investigatori, la rete era ben strutturata e operava con logiche mafiose. Un'operazione che segna un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata nel cuore della provincia di Agrigento. Il professore attivista messinese Antonio Mazzeo, rientrato in Italia dopo il sequestro dell'imbarcazione con la quale stavano portando degli aiuti a Gaza, è stata sequestrata questa imbarcazione da parte della Marina israeliana. Adesso è stato ricevuto dal sindaco di Messina. Sentiamo Francesco Triolo. Il rientro in Italia lo scorso lunedì. Antonio Mazzeo, il professore attivista messinese che per 24 ore è stato fermato dall'esercito israeliano insieme all'equipaggio della nave Andala della Freedom Flottiglia diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione, è stato ricevuto al comune di Messina dal sindaco Federico Basile. Nel corso dell'incontro l'attivista ha sottolineato la necessità di una cessazione del conflitto, ma ha anche raccontato l'esperienza vissuta a bordo della nave quando sono saliti i militari dell'esercito israeliano. Ho guardato i volti dalla 35, l'avete visti super armati, questi Robocop, le truppe d'élite delle forze armate israeliane, i Marines, le forze di sbarco. Io li ho guardati, avevano 20 anni, 19 anni, 18 anni. Erano dei ragazzini, erano delle ragazzine. Io ho esattamente visto gli occhi
delle mie alunne e dei miei ex alunni di scuola. Ecco, e questa cosa lo dico con tutta sincerità, ecco, quella è stata una grande sofferenza, perché ho capito cosa significa la banalità del male. Il sindaco Basile ha espresso parole di riconoscenza per l'impegno dell'attivista, augurandosi che il messaggio di pace e solidarietà lanciato da questa missione possa contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica. E lo dobbiamo fare in tutti i modi. E lo dico da insegnante, a partire dalle scuole, a partire dal lavoro che facciamo a scuola, di renderci conto che nulla è automatico e che, attenzione, quelli che noi oggi troviamo dei ragazzini modello straordinari, in un clima di guerra, in un'intossicazione ideologica, possono diventare macchine di morte. C'è ancora tanto mistero sull'addio del deputato Manlio Messina, fedelissimo di Meloni, passato dal partito di Fratelli d'Italia alla Camera al gruppo misto. Non c'è un motivo unico, dice il deputato in un post sui social. Manlio Viola. Il mistero dell'addio di Manlio Messina. È piovuta come un fulmine a ciel sereno, o forse non proprio a ciel sereno, la decisione dell'ex assessore al turismo della regione siciliana, nonché ex vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, di lasciare il partito e andare al gruppo misto. Immediata è iniziata la caccia al motivo, e di motivi potrebbero essercene tanti. Si è parlato della vicenda Auteri, uno dei suoi travolto nel siracusano dalle polemiche, che è andato via dal partito. Si è parlato dell'apartheid in cui vivono in queste ore, in questi giorni, gli uomini e le donne della corrente turistica del partito dopo indagini, scandali e processi sommari sui giornali. Ma di mezzo ci sono anche questioni di carattere personale che sono finite in processi per diffamazione, come la fake liaison con la Premier. Dopo 8 ore di silenzio, però, con un post social Messina parla, ma per dire soltanto che non dirà nulla. In queste ore ho sentito dire di tutto e di più sulle ragioni che mi hanno portato a questa decisione, ma vi deluderò, non c'è un motivo unico, non c'è un colpevole o un episodio preciso. Oggi ho compiuto l'ultimo atto d'amore per la mia comunità, dice, perché l'amore non è soltanto saper rimanere, è anche riconoscere il momento in cui bisogna lasciare andare. Adesso continuerà a riflettere, perché sta pensando anche di dimettersi da deputato, perché non ha intenzione di raccontarlo a nessuno, neanche agli amici, ma pur se dice che nulla è successo, qualcosa sarà pure accaduto. Sono 3.757 gli incendi divampati in Sicilia da maggio a luglio. È un primo bilancio del sistema informativo astuto del Corpo Forestale. La maggior parte dei roghi ha interessato terreni abbandonati per i quali i proprietari non avevano rispettato le ordinanze di ripulitura. Nelle giornate più critiche, tra il 24 e il 26 luglio, al numero 1515 del Corpo Forestale sono arrivate quasi 5.000 segnalazioni. Nella lotta alle fiamme sono entrati in azione 4.700 operai forestali. E adesso parliamo dell'esodo d'agosto. Questo è il primo weekend del mese con temperature in risalita e traffico intenso, previsto bollino rosso e nero anche per domani. Francesco Triolo. L'esodo estivo entra nel vivo. Il primo weekend di agosto è da sempre considerato quello più difficile dal punto di vista della mobilità. Saranno 13.155.000, secondo l'osservatorio di ANAS, i mezzi in movimento sulle autostrade italiane. Quelle siciliane non fanno eccezione. Previsto il bollino nero per il sabato, con le difficoltà maggiori che si attendono in prossimità delle località di villeggiatura al mare, e poi la domenica sera bollino rosso per i rientri nelle città. Sia sulle autostrade gestite da ANAS che da quelle di Autostrade Siciliane saranno chiusi o sospesi tutti i cantieri non indispensabili. L'intensificazione della circolazione in Sicilia potrà riguardare i principali tratti della A18 Messina-Catania, le autostrade A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 16 di venerdì sino alle 22 di domenica. Predisposto un aumento del dispositivo di sicurezza della polizia stradale sulle principali arterie, soprattutto per l'utilizzo delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità ed i controlli legati alla guida sotto l'effetto di alcol o droga. Sarà anche un inizio di agosto sotto il segno del sole e del caldo, che torna a fare capolino nell'isola. Le temperature sono in risalita, ma non si dovrebbe arrivare ai picchi registrati a metà luglio. Solo nelle aree interne orientali si potrebbero toccare punte fino a 36-37 gradi. Adesso una breve pausa, tra poco.
Il caso Almaviva: con il 1° agosto sono scattati i licenziamenti per i 387 dipendenti del call center. I sindacati chiedono alla Regione di attivare al più presto i numeri di emergenza dove potrebbero essere reimpiegati i lavoratori. Sentiamo Lorena Dolci. Le prime lettere sono già partite. Scattano oggi i licenziamenti per i 387 lavoratori del call center Almaviva che si erano occupati del servizio emergenza Covid durante la pandemia. 275 a Palermo e 112 a Catania. È finita nel peggiore dei modi: rottura della trattativa e mancata proroga della cassa integrazione. La trattativa a livello nazionale si è rotta perché l'azienda, a fronte di una proroga di cassa integrazione per 3 mesi e mezzo, chiedeva una firma da parte delle organizzazioni sindacali sul licenziamento immediato di tutti i lavoratori. La rottura ha come primo effetto l'uscita di scena del governo nazionale dall'avvertenza, che adesso ricade sulle spalle della Regione, a cui da anni i sindacati propongono soluzioni senza vedere fatti concreti. Noi dalla Regione Siciliana ci aspettiamo che venga creato immediatamente il bacino di crisi che possa mettere in sicurezza i lavoratori licenziati da Almaviva Contact. Questo bacino di crisi sarebbe funzionale a far assumere poi queste persone e ricollocarle nei progetti che sono stati messi in campo dalla Regione Siciliana, che dovrebbero arrivare a compimento nei prossimi mesi, che sono quello del 116-117, il numero unico per le cure mediche non urgenti, e nel progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Una strada tutta in salita. A meno di colpi di scena, i lavoratori licenziati potranno contare soltanto sulla NASPI di 2 anni come ammortizzatore sociale. L'incubo è diventato realtà. 50 milioni di euro per il rilancio della zona industriale di Catania. La priorità saranno quelle della sicurezza e gli interventi sulle strade. L'assessore regionale alle attività produttive Tamaio dice è un evento storico. Tonino De Mano. L'Europa fa la sua parte, la regione siciliana destina 50 milioni di euro e il comune di Catania ne trae giovamento riservandoli alla sicurezza, al decoro e alla funzionalità della zona industriale, le cui aziende con migliaia di lavoratori producono PIL e ricchezza. È una notizia attesa da decenni. Confindustria parla addirittura di evento storico e l'assessore alle attività produttive Tamaio conferma. Venire qui oggi, stabilire un cronoprogramma di interventi, avere già il finanziamento, abbiamo già dato l'anticipo e sapere che già il 26 agosto ci sarà la prima gara per l'intervento dell'area industriale è un grandissimo passo in avanti. Doppiamente soddisfatto il sindaco trentino che detiene la delega alla zona industriale. La priorità è la sicurezza, ci sarebbero tante priorità, perché avremmo anche voluto concentrare la nostra attenzione sulla linea industriale, quindi sugli scarichi fognari. Non possiamo fare tutto, cominciamo con questo, gli interventi sono ancora tanti da compiere, ma intanto registriamo il risultato favorevole di quello che stiamo producendo. Affollato il tavolo tecnico a Palazzo degli Elefanti, dove non sono mancati spunti propositivi e qualche velata polemica, specie sul problema fognature e relativa balneabilità della playa. Non dimentichiamoci che a margine della zona industriale abbiamo una spiaggia bellissima che rappresenta l'immagine turistica di Catania, quindi speriamo che a questi interventi si aggiungano anche gli interventi delle fognature per garantire sia l'industria che il turismo. E poi c'è il problema acqua, come sottolinea Attanasio. Noi abbiamo tante altre cose da richiedere, a partire dalla rete fognaria, ma anche dalla rete che porta l'acqua, ad esempio alla conduttura dei vigili del fuoco. Tra qualche giorno i bandi di gara e poi i lavori. L'obiettivo è rendere sicura, funzionale ed attrattiva la zona industriale di Catania. Restiamo a Catania, dove il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti, l'igiene urbana e il decoro. Tra gli elementi principali vi è l'adozione estesa del sistema di raccolta domiciliare porta a porta, articolato per zone e tipologia di rifiuto, con l'obiettivo di ridurre la produzione di indifferenziato e aumentare la percentuale di raccolta differenziata. I contenitori assegnati alle utenze sono dotati di sistemi di riconoscimento elettronico per il tracciamento dei conferimenti. Adesso una pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. Il Palermo si gode qualche giorno di vacanza in attesa della ripartenza fissata per lunedì. Marco Gullà.
Terminato il ritiro, il Palermo si gode qualche giorno di vacanza in attesa di riaccendere i motori in vista di impegni più importanti e quelli ufficiali. La roadmap rosanero prevede la ripartenza lunedì da Torretta, un amichevole giorno 6 contro la seconda formazione di Palermo, ovvero l'Athletic Club, che giocherà in Serie D, poi giorno 9 la sfida al Barbera contro il Manchester City e giorno 16 l'esordio in Coppa Italia contro la Cremonese fuori casa. 16 giorni in cui il Palermo di Inzaghi dovrà ulteriormente crescere per iniziare nel migliore dei modi il campionato. Organizzazione forte e il lavoro che abbiamo fatto ora è molto importante. Secondo me siamo molto forti, certo dobbiamo fare di più per avere pronti per la stagione. Mercato nodo portiere, il direttore sportivo Ostia al lavoro per Klinsmann del Cesena, il direttore generale del club romagnolo Corrado di Taranto ha confermato che c'è una trattativa in corso. Al Cesena potrebbe andare Gomis, che ha comunque fatto bene e impressionato Inzaghi. Sono stati resi noti gli orari e i giorni delle partite delle prime 3 giornate di B. Il Palermo esordirà sabato 23 alle 21 con la Reggiana. Alla seconda rosanero sempre in casa sabato 30 con il Frosinone. Nel terzo turno domenica 14 settembre alle 17:15 l'impegno in casa del Sud di Tirolo. Il Catania ha ufficializzato gli acquisti di Martic e Corbari, già da giorni in ritiro con la squadra. Il Trapani prosegue con le cessioni, mentre il Siracusa ha preso Damiani, ex Casertana. Sergio Colosi. Manuel Martic e Andrea Corbari, da giorni nel ritiro di Norcia, sono ufficialmente 2 nuovi calciatori del Catania. Martic, che si è legato al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva, è un difensore austriaco 29enne che ricopre anche il ruolo di centrocampista. Cresciuto in patria, ha militato esperienze calcistiche in Croazia, Ungheria e Finlandia, laureandosi campione con l'Helsinki. Presenze anche in Champions e in Europa League. In Italia, tra Legnago e Lecco dallo scorso gennaio, ha totalizzato 58 presenze e 8 reti, un lusso per la terza serie. Andrea Corbari, centrocampista di 31 anni, ha firmato per 2 stagioni. Corbari ha vinto il campionato di Serie C con la Virtus Entella, dove ha collezionato 111 partite, 17 gol e 3 assist. In precedenza con il Piacenza 58 presenze con 14 reti e 4 assist. Imminente la rescissione di Peralta. Definiti date e orari delle prime 7 giornate. Esordio il 24 agosto alle 21 al Massimino contro il Foggia, sabato 30 alle 18 trasferta a Cava dei Tirreni. Di sabato anche il turno successivo, il 6 settembre alle 20:30 al Massimino contro il Monopoli. Cosenza Catania alla quarta giornata si disputerà domenica 14 alle 15, 3 gare in 9 giorni tra la quinta e la settima d'andata. Sabato 20 alle 17:30 al Massimino con il Sorrento, derby a Trapani alle 20:30 nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 e domenica 28 settembre alle 17:30 trasferta a Cerignola. Il Trapani, che esordirà sabato 24 agosto a Casarano, ha ceduto il difensore Daniele Bolcano alla Cavese. In casa Siracusa contratto biennale per l'ex Messina Filippo Damian, 29 anni, nelle ultime 2 stagioni a Caserta. Prima gara degli azzurri in C lunedì 25 agosto a Salerno. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, la prossima alle 14. Grazie per averci seguito, buona giornata.